Antonio Guadagnini, chiusura. Allora, noi continueremo con la battaglia del 20% perché è l'unico modo per portare risorse sul territorio. Per quanto riguarda la riforma, io auspico che ci sia un grande fronte territoriale per cambiare quegli elementi a cui faceva riferimento prima l'assessore Sartor, per fare in modo che arrivino delle risorse anche in Veneto, perché effettivamente una riforma che stiamo aspettando da tanto tempo non può trasformarsi in un'ennesima delusione, ma serve un asse territoriale forte per fare in modo di convincere quelli che non vogliono darceli i soldi a darceli, e spero che questa sia la volta buona per compattare il Veneto su questa battaglia. Grazie. Franco Frigo, consigliere regionale del Partito Democratico. Ribadisco che è un primo passo e che ce ne sono tanti davanti, ecco, quello del riordino istituzionale italiano per rendere la macchina pubblica più efficiente e meno costosa. Questo è il tema che abbiamo di fronte. Ripartirà la sinistra, secondo lei, alla grande, oppure non si riprende da queste ultime batoste elettorali? Secondo lei l'unione di Fini e Berlusconi indebolirà o rafforzerà il PDL? Io ho sentito parecchia amarezza nei militanti di Alleanza Nazionale, sapete che dico sempre la verità, e la verità è che sono molto scontenti, anzi sono stati profondamente delusi dalla decisione di Fini. C'è parecchia amarezza. Non lo so se l'unione di Alleanza Nazionale con Forza Italia pagherà in termini elettorali. Non lo so. Il Partito Democratico si riprenderà, secondo lei? Io sono convinto che la semplificazione dei partiti in Italia sia una cosa che attiene alla volontà della gente. Ecco. Poi è chiaro che il ceto politico ha più difficoltà vi ha fatto dei danni a mettersi enormi. insieme. Vi ha fatto dei danni enormi, credo che questa sia la sfida che abbiamo di fronte. E penso che sarà alla lunga una sfida vincente per entrambi, insomma, sia per il Partito Democratico che per il Partito Cioè lei Democratico. dice che la troppa forza fa paura, cioè il troppio storpia? No. Quando c'è troppa forza vuol dire che la gente prende paura? Dico che il ceto politico, lei prima citava qualche difficoltà di qualche dirigente che andrà nel Partito sì, della Libertà, confermo. Ma è un problema del ceto politico, non è un problema dell'opinione pubblica.